Buongiorno e benvenuti, prima parte di 7 in punto che la vogliamo dedicare al teatro, all'ultima produzione del Teatro Stabile del Veneto. Si tratta della Cattivissima di Natalino Balasso, protagonista e regista, lo primo spettacolo di una trilogia. Ebbene, siamo andati durante le prove al Teatro Verdi di Padova a intervistare Natalino Balasso, ma anche il direttore dello Stabile del Veneto, Massimo Ongaro. Sentiamo Valentina Polati e Gianluca Zavan che hanno incontrato il comico Rodigino. L'apporto dialettale arricchisce la lingua. Ad esempio Meneghello definiva la lingua italiana il fiorentino, no? Ma non dimentichiamo che anche Goldoni scriveva in fiorentino, cioè la lingua italiana, solo la Lega non lo sa, ma la lingua italiana esiste dal 1200, insomma, quindi è bene che si aggiornino. E a proposito, voi 7 Gold qua, li fate ancora i spogliarelli, quelli là, cin cin, cin cin? No. E sono passati, che bei anni quelli, che si vedeva le tette su Italia 7 Gold, Dio buono, adesso vedete Balasso, pensa che caduta che avete fatto. Oppure vedono il calcio, di solito insomma 7 Gold si guarda molto per il calcio. Sì, che non si guarda il calcio, che è un'altra roba, che si dice che si guarda il calcio, si guarda quelli che parlano del calcio. Pensa se si può essere più malati di così, passare la domenica a guardare gente che guarda la partita, bisogna essere messi male, forte, uscite, andate allo stadio, guardate la partita, no, andate al campo sportivo. Io ricordo quando stavo a Contarina, lei sa che esisteva un paese che si chiama Contarina, adesso non esiste più perché hanno accorpato i comuni e si chiama Portoviro. Ma quanti abitanti faceva Contarina? Moltissimi, e c'era la squadra, purtroppo la squadra locale era rossonera, un colore che io aborro, però andavo a vedere la squadra locale, facevo il tifo per il Contarina. Quante volte l'arbitro ha dovuto abbandonare lo stadio sulla camionetta dei carabinieri? Erano insomma, come dire, un pubblico che era vivo, vivace, insomma, e gli arbitri lo sapevano bene. Ma forse lo sanno anche adesso, solo che adesso magari chiamano i giornalisti e fanno casino, no? Sì, è vero, i giornalisti fanno casino, ma questo perché leggono solo i comunicati stampa. Ora invece torniamo sul pezzo e parliamo del futuro di Ongaro, perché è una cosa che a me preoccupa molto, perché lui ha avuto... Ma perché lo vede instabile? Lei ha fatto Ho fatto la battuta. Ha fatto un giuoco di parole molto interessante. No, io Ongaro lo vedo nazionale innanzitutto, però no, mi preoccupa il suo futuro perché ha scelto insomma un autore dirompente, un autore che rompe molto e quindi insomma esordire allo Stabile del Veneto con drammaturgia contemporanea dove ci sono molte parolacce, quindi vi invito a venire e mandate anche i vostri bambini che impareranno molte parole nuove grazie alla Cattivissima. Allora, posso chiederle di fare una domanda, insomma, a piacere, come si fa a scuola, a uno dei suoi colleghi? Così, mi è venuta così, non so perché. Sì, per essere colleghi dovrebbero essere umani, ma in ogni caso adesso io faccio delle domande, passo a caso, tu inquadri, fai il tuo lavoro, no? Per cui sei pagato poco, ma... Chiedi a Marta Dalla Via. Stefano Scandaletti è Benetti è una specie di... come si chiama l'avversario di Paperon del Paperone? Donald Duck. Rocker Duck, Donald Duck e Paperino. Rocker Duck. Allora lui è Benetti è l'avversario di Sartana, anche l'avversario politico, ma Benetti Sartana non gli interessa molto perché lui è uno che mangia con le bacchette, fa parte della modernità. Come si può definire Benetti? È quello che sta bene, che è sopra di tutto, che ha già risolto la sua vita e quindi va abbattuto, cioè va comunque, va, come si può dire, va estirpato, eliminato, perché comunque è colui che è riuscito a raggiungere la vetta e quindi è l'antagonista. È un vincente, Benetti è un vincente, ma la Lea, che è la moglie di Sartana, cosa vuol fare di Benetti?
No, allora io ho un problema con sua moglie principalmente. Allora, il fatto che lui si scavi dalla vetta darebbe la possibilità al mio caro Tony di prendere il suo posto. Sì, la Lea, diciamo che ciò che la muove prevalentemente è la Sabina, nel senso c'è un astio profondo nei confronti di questa Sabina che tutti desiderano, tutti amano, tutti vogliono, diciamo, quindi c'è questo confronto, questa competizione. Tutti la vogliono, Francesca Botti, tutti la vogliono, perché insomma la Sabina ovviamente solo nello spettacolo ha le tette, fa palestra, insomma è l'icona della donna, della bella mona. Dopodiché sentiamo adesso la Sabina Benetti. Invece qual è l'aspirazione vera della Sabina Benetti, la moglie di Benetti? Allora, Sabina Benetti è la bella cocoritta che tutti adorano e la sua massima ispirazione è presentare Miss Consorzio. Ecco, Miss Consorzio è una delle più importanti trasmissioni che spesso presto vedrete anche su Italia 7 Gold. Dopo ci sarà Miss Consorzio e dopo il calcio ovviamente, che è una caduta libera rispetto a Cin Cin. E la Marta Dalla Via, che noi definiamo mascotte, anche se ha già 64 anni, perché adesso i giovani insomma hanno quell'età lì, e lei invece è Fiammetta Morgan, come la chiama Sartana, o Fiammetta Morgan come la chiamano gli altri, ed è, come dire, una specie di donna combattiva. Sì, cosa devo aggiungere di più? Hai già detto tutto? Ho già detto tutto, è una di poche parole, ma dimmi qualcosa, il personaggio, a te piace tanto parlare del personaggio. Se tu mi vuoi provocare già a mezzogiorno, no. Parlami del personaggio. Il personaggio è una parola che aborro, lo sai, non c'è il personaggio, c'è sempre Marta Dalla Via. Fiammetta entra in Marta Dalla Via e Fiammetta fa Marta Dalla Via. Questo è. Allora hai detto una cosa giustissima, noi del teatro parliamo sempre dei personaggi, ma in realtà insomma diciamo i personaggi sono cose che ci vivono. Perché se tu non sei quella roba lì, perché la gente va a teatro? Allora uno dice, ma perché devo andare a teatro quando posso vedere una cosa molto meglio che è il calcio su Italia 7 Gold? Perché la gente va a teatro? Perché la gente vuole vedere ancora gli esseri umani vivi. Il teatro è un rito tra vivi. Tra viventi. Io posso andare al cinema a vedere attori morti, posso andare alla radio a ascoltare voci di morti, io posso in televisione vedere gente già morta, ma in teatro non è possibile. In teatro bisogna essere tutti più o meno vivi. Dopo, insomma, qualche abbonato dell'anno scorso è rimasto lì in un angolo, insomma, e nessuno l'ha voluto disturbare, che sai che gli acari piano piano lo aggrediscono, perché il teatro ha degli acari specializzati, cioè sono proprio come le nanoparticelle gli acari del teatro. Fanno una selezione naturale. Esatto, c'è anche una selezione naturale. Infatti noi... devo tenere il microfono così? Ma io non so, vabbè. Quindi non si è sentito niente di tutto quello che marca è sto microfono qua? Allora, devo mettere il 7, che si vede il 7, perché uno dice sto guardando, è scritto sotto lì nel schermo. Sai, presente la Maria De Filippi che glieli mette qua? Noi non facciamo così, però qui. No, non mi piace il gesto, ma io comunque lo tengo così. In ogni caso, quello che io voglio dire, perché sono autoamplificato, capisci? Quindi si sente. Cosa stavamo dicendo? Io la mia memoria breve. Gli acari fanno una selezione naturale. La selezione naturale. Ecco, noi diciamo questa commedia, La Cattivissima, fa parte di un abbonamento speciale che si chiama Porta un anziano a teatro e ti spacchiamo la faccia. Allora, mi sembra anche un bello spot questo. Siccome adesso devo andare a cercare Ungaro, qualche consiglio per trovarlo? Sì, allora innanzitutto tu devi andare dove ci sono folpetti, tu segui il folpetto, dove ci sono i folpetti trovi Ungaro, e non preoccuparti se all'inizio lo vedi che piange, perché insomma chiaramente sai qua il Stato promette i skei, ma i skei non arrivano. La regione Zaia ha detto che non dà skei perché il teatro, la Lega al teatro non sa cosa serve, cioè per loro la Lega il teatro serve a fare le riunioni della Lega, questo serve, capito? Quindi il problema sono i skei. Allora tu segui i skei e non troverai mai Ungaro, cioè tu devi seguire i folpetti, perché lui si consola coi folpetti e poi si inquarta di Clinto da battaglia scaduto da 3 mesi. Allora vado a Folpetti. Bene.
Ed ora Valentina Polatti e Gianluca Zavanna hanno anche intervistato Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto. Noi i Folpetti non li abbiamo trovati, abbiamo trovato Massimo Ongaro, il direttore del Teatro Stabile. Non sappiamo se perché non ci fossero i Folpetti, naturalmente stiamo scherzando. Abbiamo appena intervistato piacevolmente Natalino Balasso, insomma un bel colpo, mi viene da dire, no? È un bel colpo averlo coinvolto ed essersi anche lasciati coinvolgere da una proposta di spettacolo che secondo noi va nella giusta direzione, cioè cerca di instaurare con il pubblico un nuovo rapporto, una nuova relazione, cerca di proporre un teatro popolare che parli a tutti i cittadini, a tutto il pubblico, non solo al pubblico appassionato di teatro. Lo fa a modo suo, chiaramente, ma è proprio un modo che secondo noi può avere quel successo che serve allo scopo, e lo scopo è portare a teatro più gente possibile. Tra l'altro, insomma, Balasso è anche uno che sa scrivere, no? Non solo di teatro, uno che scrive da molto tempo, lo ha fatto anche, ha scritto anche dei romanzi, ha scritto anche per la televisione, quindi, e poi quello che porta dietro ha sempre una storia ben precisa, che anche in questo caso mi pare di capire si aggancia perfettamente alla realtà che stiamo vivendo. Sì, non c'è dubbio che Natalino sia un artista poliedrico, complesso e molto interessante, ha molti aspetti ancora non esplorati, oserei dire. La sua idea, il suo progetto è di una trilogia dedicata a questo personaggio che si chiama Tony Sartana. Vedremo fra poco la prima di queste 3 commedie che ha già scritto. Non vi svelerò nulla delle successive. Il lavoro che ha fatto anche dal punto di vista drammaturgico è complesso, è articolato e importante. Non sospettavo nemmeno io delle capacità drammaturgiche tali del nostro Natalino. Il debutto è il 28 e tra l'altro, insomma, ci sono abbastanza garanzie con un nome come quello di Balasso, ma non solo per questo motivo. No, infatti la compagnia che abbiamo voluto riunire attorno a lui è esattamente espressione di questa volontà di creare uno spettacolo vero, una vera commedia che tratta del nostro mondo, del nostro tempo, della contemporaneità. I temi che affronta, quando anche sono iperbolicamente svolti nel testo, sono temi attuali, sono temi che ci interessano e che interessano tutto il pubblico. Ecco, non c'è solo Balasso naturalmente, no? Questa cosa è interessante anche perché con la nuova normativa i teatri in qualche modo devono anche esporsi di più, è corretto dire questo? Sì, non è scorretto, diciamo. La nuova normativa ha stravolto il mondo del teatro in Italia. Noi abbiamo presentato un progetto molto radicato sul territorio, perché riteniamo che il nostro territorio sia pieno di cose, ricchissimo di proposte utilizzabili a teatro. Il Ministero ha valutato il nostro progetto come uno dei 7 meritevoli di essere elevati al rango di teatro nazionale, quindi ora il Teatro Stabile del Veneto è uno dei 7 teatri nazionali. Come teatro nazionale deve esprimere una capacità produttiva maggiore rispetto al passato. A noi fa molto piacere perché il Teatro Stabile del Veneto storicamente è stato un teatro di produzione, ora ci dobbiamo impegnare di più. E il nostro impegno è indirizzato innanzitutto a quello che al territorio che ci circonda e agli artisti del nostro territorio. Ecco Natalino, ma non solo Natalino. Nelle nostre produzioni abbiamo voluto rimettere in moto una serie di relazioni con artisti, con attori, con registi del nostro territorio che si erano arrestate o non avevano mai avuto alcuno sviluppo. Per esempio? Per esempio riprendiamo Goldoni a piene mani. Goldoni è una ricchezza rara. Noi siamo fortunatissimi a poter esercitare quel repertorio. Abbiamo quindi iniziato a ricostruire una compagnia goldoniana. Lo abbiamo fatto grazie a un Arlecchino di cui abbiamo appena concluso le recite a Venezia, l'abbiamo tenuto
tutta l'estate al Teatro Goldoni con la regia di Giorgio Sangati. L'abbiamo fatto grazie a I Rusteghi, un'altra realizzazione recente che ha debuttato al Festival Shakespeariano dell'estate teatrale veronese la scorsa estate e che verrà ripreso in stagione a febbraio, da febbraio in poi. E questo è il nucleo di una ricostituenda compagnia goldoniana. Siamo il teatro che può e deve mettere Goldoni al centro del suo repertorio. Ma abbiamo anche altri artisti con cui abbiamo riallacciato o allacciato rapporti. Una, per esempio, è Michela Cescon, veneta. Per la prima volta come Natalino lavorerà con il Teatro Stabile del Veneto. Porteremo in scena su sua ispirazione un testo di Colm Tóibín, uno scrittore irlandese molto noto e importante, che si chiama Il Testamento di Maria. Lo coprodurremo con un altro teatro nazionale che è il Teatro Stabile di Torino e avremo la regia di Marco Tullio Giordana. Questo debutterà ai primi di dicembre nelle nostre stagioni. Abbiamo prodotto e produrremo anche questo in debutto a fine novembre Babilonia Teatri, compagnia veronese molto innovativa, molto conosciuta e che sta cominciando anche ad avere ottima notorietà all'estero. Un nuovo lavoro per 5 attori, anche questo coprodotto con un altro teatro nazionale che è Emilia Romagna Teatri. Per cui diciamo che attraverso queste coproduzioni riusciamo anche a portare i nostri artisti verso altre strutture italiane. Avremo poi una produzione che debutterà a marzo, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati con la regia di Paolo Valerio, anche lui artista veronese che è entrato a far parte della compagine del Teatro Stabile del Veneto, che ora conta anche su Verona come città dove svolge la sua attività. E poi chiuderemo ancora con Balasso le nostre stagioni, perché produrremo ancora in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino un testo di Alessandro Barico che si chiama Smith & Wesson. E questo è il quadro delle nostre produzioni, dove, come potete vedere, il territorio la fa da padrone. È un teatro che diventa sempre più anche laboratorio in qualche modo, insomma, dove ci sono più commistioni, dove anche il linguaggio si può appunto rielaborare. Un accenno l'abbiamo anche carpito da Balasso. Sì, è così. È così perché dobbiamo occuparci del mondo che ci circonda, e il mondo che ci circonda è fatto anche di linguaggio, e il linguaggio non è sempre quello che leggiamo sui testi scolastici, sui testi letterari, e quindi sì, soprattutto nell'anno prossimo questa fase laboratoriale prenderà avvio e avvieremo dei laboratori specifici per determinare nuova drammaturgia. Come si fa a portare più gente a teatro? Aprendo i programmi a quello che interessa la gente, a mio avviso. Poi io, ho un'idea, la stiamo verificando ora con questa stagione, che è la prima che io firmo di fatto. La mia idea è che si debba trovare un equilibrio tra la proposta artistica e quindi le giuste istanze artistiche e culturali che provengono dal mondo degli artisti, dal mondo della cultura, e le istanze del pubblico, che non sono solo quelle di ricevere insegnamenti andando a teatro, ma sono anche quelle di acquisire elementi importanti per la lettura e l'interpretazione della realtà attraverso magari uno spettacolo di intrattenimento più leggero. L'esperimento che facciamo con Natalino va proprio in questa direzione. I temi che affronta nel testo sono temi importanti. Il modo di proporli è esilarante e credo che questo sia un giusto equilibrio tra tensione culturale e divertimento. C'è anche in qualche modo la tensione sociale, spesso, per esempio, la raccontiamo anche noi nel nostro lavoro. Le periferie raccontano spesso questi temi, e ci sono anche molti teatri di periferia, no? Che magari sono quelli un po' più nascosti, un po' meno conosciuti. Potrebbe essere interessante esplorare anche questi territori. Non c'è dubbio che è interessante. Appena avremo la possibilità
ci metteremo anche al lavoro in quella direzione. Non riusciamo purtroppo a fare tutto. Abbiamo 3 grandi teatri in 3 grandi città e dobbiamo innanzitutto concentrarci su quello. Abbiamo una serie di attività attorno a questa programmazione principale che sono di indagine della realtà, affidate innanzitutto a giovani compagnie. Con le giovani compagnie, con alcune delle giovani compagnie del territorio abbiamo già iniziato delle collaborazioni che vanno esattamente in quella direzione, che non è tanto di indagine della periferia, quanto di indagine di alcuni fenomeni della nostra società che non sono quelli più diffusi e più conosciuti. Se lei dovesse raccontare, magari qualcuno glielo chiederà sapendo il lavoro che lei fa tutti i giorni, che cosa c'è prima dello spettacolo, no? Perché noi lo vediamo quando è tutto a posto, quando il palcoscenico insomma si anima, ma prima immagino che ci sia tutto il lavoro che forse è anche molto più consistente. Lo è senz'altro. Natalino sta provando già da 3 settimane, ha ancora una decina di giorni di prova prima del debutto, un po' meno devo dire, ci saranno degli aggiustamenti, però la vita del teatro oggettivamente vive tutti i giorni, non è solo spettacolo, c'è molto lavoro in progettazione, ci sono valutazioni continue dovendo fare delle scelte, ci sono azioni come quelle che stiamo vedendo. Appunto ce l'abbiamo di sottofondo. Qui cosa stanno facendo? Qui stanno riallestendo la sala teatrale a seguito delle recite della stagione lirica che sono state fatte qui al Verdi la settimana scorsa. Se dessimo un'occhiata potremmo vedere che stanno rimontando le poltrone nella platea che erano state montate per aprire la fossa dell'orchestra. Ecco, diciamo che i tecnici sono una delle parti più importanti del lavoro teatrale, ma l'amministrazione, col carico di burocrazia che abbiamo in questi tempi, è diventato un lavoro fondamentale. Così come, ed è una cosa che il pubblico vede anche questa quando arriva all'esito, è il lavoro di comunicazione. Il lavoro di comunicazione che noi cerchiamo di fare va in moltissime direzioni, che non sono solo, come si faceva una volta, il manifesto o la locandina appesi. Ora c'è tutto un mondo di contatti relazionali che si chiama social, è un mondo che si appoggia alle piattaforme internet su cui stiamo investendo molto. Bene, abbiamo sentito Natalino Balasso, abbiamo sentito Massimo Ongaro, la stagione del Teatro Stabile del Veneto, articolata tra gli spettacoli al Teatro Verdi di Padova e al Teatro Goldoni di Venezia. Questa nuova linea che sta prendendo lo Stabile del Veneto, diventato Teatro Nazionale, l'impegno massiccio nelle produzioni della compagnia del Teatro Stabile del Veneto. Insomma, vi avevamo fatto fare un viaggio nel teatro dietro le quinte, un po' anche scoprendo quelli che sono i segreti dell'allestimento della macchina del teatro. Subito dopo la pubblicità un altro ospite e un altro argomento, tra pochissimo, grazie.